Ondata di maltempo che nella notte tra sabato e domenica è tornata a flagellare il territorio. Niente grandine e danni non paragonabili ai fortunali delle scorse settimane, ma le piogge e il vento forte hanno provocato frane, strade allagate e caduta di alberi. Particolarmente colpito il Basso Vicentino, in particolare il comune di Longare, in cui si procede anche oggi alla messa in sicurezza delle aree colpite. Qui siamo in via Veneto, chiusa per uno smottamento, così come la strada di Santa Tecla per una frana. Nel nostro territorio in questo momento stiamo registrando ovviamente di ora in ora una serie di danni e di criticità. Una prima stima, per quanto approssimativa questa possa essere, non va a meno dei 500.000 euro di danni, quindi una situazione davvero pesante per quanto riguarda smottamenti, interruzione di viabilità, caduta alberi e numerosi cartelli stradali divelti, quindi una situazione di grossa problematica. Abbiamo dovuto firmare delle ordinanze di somma urgenza proprio per interrompere la viabilità. Le strade purtroppo non sono percorribili e sono in uno stato di grosso pericolo. Danni anche all'area verde di via Meucci, oltre al simbolo della città, il campanile. La croce è caduta abbattendosi sull'auto del parroco. In questo momento siamo già all'opera con numerose squadre di intervento proprio per ripristinare e limitare i disagi alla cittadinanza nel breve tempo possibile. Ma non solo, a Longare i vigili del fuoco sono intervenuti per il temporale, una cinquantina gli interventi tra Arcugnano, Castignero, Nanto, Zovencedo, Lonigo, Villaga, Sovizzo, Altavilla e Brendola, per il taglio di piante e la messa in sicurezza e la rimozione di elementi pericolanti. Abbiamo avuto mezz'ora di temporale forte con forti raffiche di vento che hanno causato alcuni cedimenti di alcuni alberi che sono caduti su alcuni tralicci. Il pronto intervento di vigili del fuoco da una parte e della nostra protezione civile dall'altra, nella località San Vito, ha permesso di ripristinare quanto prima la situazione e di mettere in sicurezza la strada che era occupata da questi alberi. L'invito che faccio alla popolazione e soprattutto chi ha boschi in prossimità nelle zone comunali, in prossimità delle viabilità comunali, di mantenere le piante in modo da evitare questi fenomeni.